Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player. Vediamo innanzitutto oggi il nuovo capitolo che abbiamo iniziato e soprattutto l'obiettivo che ci è stato proposto. Allora, dobbiamo continuare, ovvero il nostro nuovo capitolo, tenersi occupati, trovando la grotta dove è rinchiusa appunto la nostra amica che abbiamo salvato. Allora, deve essere appunto a 19-20 metri sotto la nostra posizione. Proviamo a scendere direttamente di qui, vi ricordo che siamo nella tenuta del dottor Leonard, quella lì, e ci sta seguendo la nostra amica che abbiamo salvato appunto nel video precedente. Allora, troviamo questa bella grotta, dannazione, mi sa che è questa la grotta. Mamma mia, vediamo se abbiamo qualche cosa. Innanzitutto, zaino pieno. Ah, dimenticavo che dobbiamo svuotarlo. Oddio, le grotte non mi sono mai piaciute. Ecco qui la nostra amica, almeno ci può confortare lei. Ma assomiglia un pochino alla Lidia di Skyrim. Speriamo che esca la spada e lo scudo e ci aiuti un pochettino. Oddio, vediamo. Ah, meno male, è partito un video, almeno stiamo un pochino più tranquilli. Ok. Lisa! Daisy! Lidia. Altro che. Ce l'hai fatta! Daisy, mi dispiace tanto. Senti, basta piangere. Ho trovato questa barca. Se la ripariamo, possiamo lasciare l'isola. Sì, e affondare come sassi nell'oceano. Ha parlato l'espertone. Ragazzi, mi serve aiuto. Deve esserci una testata per il motore fuoribordo, non la trovo. Ok, do un'occhiata in giro. Davvero bella. Su, da un'occhiata. Eccoci al nuovo capitolo ragazzi, tenersi occupati. Trova la testata nella grotta. Vediamo un po' di mettere al nuovo questa bella barchetta, anche se non sono riuscito a vedere dov'è. Ah, eccola qui, perfetto, incastonata nella roccia. Allora, vediamo dove può essere questa bella testata. Innanzitutto diamo un'occhiata qui intorno se ci può essere qualcosa di utile. Tanto qui c'è Lidia con spada e scudo che ci può difendere, casomai spunta qualche coccodrillone dall'acqua. Oddio, una melma completamente verdastra. Vediamo di andare sott'acqua. Ottimo, vediamo dov'è questa bella testata. Presto. Meno male che abbiamo potenziato la nostra abilità del respiro profondo. Forza, usciamo. Testata. Dove può essere? 30 metri. Deve essere in questa zona. La zona contrassegnata in giallo. Ok, proviamo a scendere qui sotto. Diamo un'occhiata. Bene, qua c'è qualcosa di importante. Dei rottami. Ah, forse è quello, quella specie di tubicino. Ok, troviamo la testata nella grotta, ce l'abbiamo fatta. Olè, prendiamo questo bel respiro. Portiamo la testata alla nostra cara Lidia. Presto. Devo ricordarmi che cosa sono queste luci in acqua, vediamo. Oddio. Ah, niente di che, meno male. Ok, usciamo da questa dannata acqua che ci stiamo completamente sporcando. Dov'è la nostra cara amica? Lidia? Dov'è Lidia? Deve essere sulla barca. Ok, perfetto, andiamo. A quanto pare si è ripresa completamente, ragazzi. L'ultima volta che l'ho vista era addormentata nel letto in fin di vita. A quanto pare si è ripresa molto molto bene. Ok, consegniamo la testata. Ehi, l'hai trovata! E già che ci sei, pensaci tu. Mi ripeti perché sto sgobbando io? Io innesco l'iniezione. Te lo stai inventando? Hai finito? Quasi! Fatto. Sì, Meno male. grande. Ora ci pensiamo noi. Quello, ragazzi, è il motore Renault che Fossi in abbiamo chiedere in una Formula 1. Lisa prima di andare. Identico. Ok, porta la testata a Daisy, ce l'abbiamo fatta. Ok, è abbastanza semplice questa sorta di missione. Parliamo adesso con la nostra Lidia. Comunque questo, ragazzi, è il nostro motore Williams, il nostro motore Renault che abbiamo montato nella nostra Williams. Guardate che figo. Vediamo se ci porterà lontano di qui. Vediamo di scendere. Ok, allora Lidia è vicino al fuoco. Vediamo che cosa vuole la nostra amica. Parliamole. Avanti, vediamo che cosa ha intenzione di dirci. Sembra molto triste. Ogni notte sogno di stare a Hollywood e poi mi sveglio qui. Mi spiace per la tua parte. Non è colpa tua. Dovevo insistere perché non saltassimo. L'importante è che siamo salvi. Ma tu mi hai salvato. Sono qui grazie a te. Quel che ci serve adesso è un piano. Ok, io trovo Riley e gli altri. Tu stai qui con Daisy a riparare la barca. Ce l'abbiamo fatta davvero per un pelo. Lisa, so quel che faccio. Tranquilla. Sta attento.
A quanto pare è una sorta di missione di transizione, ragazzi. Usciamo dalla grotta, perfetto. Abbiamo visto che non c'è nulla, l'hanno disinfettata a dovere. Possiamo procedere senza alcun terrore. Vediamo un po' di ritrovare gli altri membri della nostra banda, del nostro team. Vediamo soprattutto, penso che adesso ci arriverà una telefonatina dal nostro Mowgli, l'amico della giungla. Vediamo. No, probabilmente no. Ah, bello, mi ero dimenticato di assegnare i punti abilità che avevamo guadagnato nella missione precedente. Abbiamo 5 punti abilità disponibili. Andiamo nella nostra sezione del ragno e vediamo le abilità che sono disponibili al fine di potenziare il nostro personaggio. Ricarica in corsa, tieni premuto R per ricaricare mentre scatti. Questo può essere importante, ragazzi. Ok, possiamo immediatamente apprenderlo e in seguito anche vediamo un po' qualche altro oggetto. Dannazione, sono state bloccate tutte. Tranne, ok, il nuotatore esperto probabilmente non è stato potenziato, perfetto. Pensavo di averlo già potenziato, quindi avremo la possibilità di nuotare il 25% più velocemente. Ma mi sa che le altre sezioni sono state bloccate perché dobbiamo completare più missioni. Quindi dirigiamoci immediatamente nella sezione dell'airone, quella un pochino più furtiva rispetto allo squalo, e vediamo un po' cosa possiamo potenziare. Diamo un'occhiata. Super siringa, le siringhe che prepari durano il 25% in più. Oppure morte dal cielo, premi spazio per saltare su un nemico sotto di te e ucciderlo. Questo può essere molto importante. Ok, potenziamolo immediatamente. Vediamo un po' il video tutorial. Perfetto, una sorta di attacco all'Assassin's Creed in compagnia sempre del nostro macete. Guardate un po'. Perfetto, può essere molto utile. Per quanto riguarda mano ferma, premi in maiuscolo sinistro per stabilizzare il reticolo per un tempo doppio rispetto al solito quando guardi con il mirino. Può essere anche molto importante. Potenziamolo, perfetto. Manca adesso l'ultimo potenziamento. Io direi di metterlo immediatamente nella sezione cowboy. Sei più preciso quando spari senza mirare con pistole, mitra e shotgun. Perfetto, può essere anche molto utile per i combattimenti ravvicinati. Ok, possiamo tornare indietro e diamo un'occhiata al nostro braccio sinistro, ragazzi. Si sta completando sempre in maniera adeguata. Adesso abbiamo aggiunto anche un bel disegnino dell'airone. Ecco Danny Rogers, il nostro caro Tarzan. Jason, ti ho chiamato un sacco di volte. Cos'è successo? Buzz mi ha catturato. Sono fuggito con Lisa, ma ancora gli altri. Non sono abbastanza forte per salvarli. Ti serve il potere per sconfiggere Vas. Io non posso darti quella forza, ma c'è qualcuno che può. Si chiama Citra. Sei pronto? Vai da lei. Chi è? Citra è il capo della tribù. Potrà essere la tua guida. Lei svelerà la tua vera forza. Il suo tempio è nella giungla. Aia. Ci vediamo ai cancelli. Ok. A quanto pare il nostro caro amico non ci può dare la forza necessaria per battere Vas, e quindi vedremo un po' di trovare la nostra cara Sidra. Allora, vediamo un po' dove ci conduce direttamente il nostro GPS, il nostro caro satellite. Esplora l'isola oppure parla con Citra per ricevere il nuovo obiettivo. Vediamo dov'è la nostra cara amica. Allora, vediamo un po'. Citra, deve esserci una sorta di punto esclamativo da queste parti. Vediamo dove la possiamo ritrovare. È molto lontana da noi. A quanto pare il nostro caro amico ci seguirà ai cancelli. Però, invece dell'auto, ragazzi, avevo notato un mezzo di trasporto molto ma molto più figo per viaggiare. Vediamo un po' se è vero. Mi sembra di averlo intravisto prima quando stavo per scendere nella grotta. Deve essere proprio in cima alla montagna, perché siamo su una specie di precipizio. Allora, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. A quanto pare, per quanto riguarda il potenziamento delle abilità, non possono essere tutte potenziate immediatamente, ma hanno bisogno di completare le missioni. Ecco perché mi sono specializzato adesso sull'airone. Per quanto riguarda lo squalo, è una specie di potenziamento per quanto riguarda proprio le abilità distruttive del nostro personaggio, però preferisco agire in stealth piuttosto che in modalità Max Payne. Allora, vediamo un po'. Avevo visto qualcosa di figo da queste parti. Avevo ragione, qua c'è un bel deltaplano, ragazzi. L'avevo visto da lontano e mi sa che adesso ci faremo un bel giretto e arriveremo molto ma molto prima della nostra macchina. Ok, pronti ragazzi? Oddio, deltaplano. Innanzitutto diamo un'occhiata, una descrizione, un pochino, qualche cenno storico. I deltaplani sono per quelli che guardano un aereo e pensano a che cosa serve quel motore, o per quelli che finiscono in un reattore e urlano che razza di idea mi è venuta. E adesso vedremo un po' quale sarà la nostra reazione appena ci lanceremo da 5000 metri in compagnia del nostro bel deltaplano. Olè! Mamma mia, guardate che figo. Non lo so pilotare però, ragazzi, attenzione. Ok, vira, guarda, vola basso con una traiettoria dritta per atterrare in sicurezza e tieni premuto E per saltare giù con cautela. Però non lo so guidare molto bene, ragazzi. Oddio! Ah, si guida come una specie di aeroplano. Perfetto, i comandi sono addirittura invertiti. Guardate però che bella la nostra bella isola da lontano. Qua abbiamo una montagnona. Speriamo di non beccare un gabbiano col mal di stomaco, ragazzi, direttamente in faccia a questa velocità. Un mezzo di trasporto molto ma molto figo. Stiamo affrontando 2 chilometri a una velocità davvero cioè rapidissimi. Guardate un po'. Intanto abbiamo soprattutto
soltanto la possibilità di notare tutta la nostra bell'isola. Guardate il nostro tatuaggione, qui ci è costato $100 freschi freschi. Stiamo andando pian piano a scendere. Ok, non voglio atterrare direttamente in acqua, ragazzi, quindi cercherò di ottenere magari una sorta di atterraggio di fortuna verso quell'isolotto a circa 1,5 km davanti a noi. Procediamo, stiamo scendendo sempre più rapidamente. Attenzione, abbiamo un albero, ci saranno le scimmie qua sopra, attenzione. Ma c'è anche qualche bella barchetta. Proviamo a salire ancora più in alto. C'è una corrente ascensionale che ci porta dritti davanti a noi. Ok, perfetto, possiamo atterrare immediatamente qui, ragazzi. Attenzione, speriamo di non essere capitati in una specie di, come possiamo dire, di accampamento nemico. E mi sa di sì. Dobbiamo dirigerci da un'altra parte. Ci sarà qualche cecchino da quella parte. Vedete un po', hanno quei laser, quella roba del genere, quindi meglio atterrare da un'altra parte. Oddio, proviamoci. Maledizione. Proviamo da questa parte, ok? Ce la stiamo facendo. Eccoci qui arrivati dalla nostra cara amica Sidra. Scusatemi ragazzi, ma è la prima volta che piloto una cosa del genere. Mi sa che siamo arrivati al capolinea. Stiamo per atterrare. Attenzione a qualche animale spiacevole da queste parti. Ok, lasciamo il deltaplano. Grazie amico mio, sei stato molto ma molto utile. Ole, ce l'abbiamo fatta, benissimo. Vediamo dove dobbiamo procedere. Diamo un'occhiata alla nostra bussola per avere un po' di orientamento. Siamo arrivati a circa metà strada. Vediamo dove la casa del dottor Hernard. Deve essere da queste parti. Benissimo, eccola qui, perfetto, ci siamo allontanati parecchio. Vediamo di procedere a piedi, ragazzi, visto che ce la siamo cavata abbastanza bene. Mi dimenticavo di svuotare lo zaino. Vabbè, alla prossima missione mi ricorderò di farlo. Vediamo come possiamo trovare direttamente una sorta di passaggio. Ah, qua c'è qualche gabbianino. Meno male che non li abbiamo presi in volo, altrimenti ci facevano la pulizia del viso. Lì ci deve essere qualcosa di importante, ragazzi. Devo attivare la torre radio in questa direzione, magari per avere una sorta di controllo generale. Che cos'è questo? Vediamo un po'. Non è niente di importante, sarà una specie di scarico. Bene ragazzi, sono riuscito a trovare una sorta di sentiero facendomi circa 200 metri di camminata, e a quanto pare questa sarà la strada da seguire al fine di trovare questa sorta di caverna comprendente la nostra cara Sidra. Guardate qua, c'è questi bei stambecchi che ci passano accanto. Stiamo molto attenti perché non siamo molto armati, quindi dobbiamo stare in completa allerta casomai ci ritroviamo qualcuno dinanzi a noi. Allora, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. La nostra Sidra deve essere da queste parti, quindi vediamo un po' di affrontarla nella mano. Oh! Oddio! Attenzione, un orso dannato! Un grizzly! Oh, aiuto! No! Vattene via! Ah, aiuto! Dannazione, ragazzi, ci insegue! Maledetto! Ah, vattene via, stronzo! Crepa! Ah! Oddio! Ricarichiamo! Dov'è? Si è bloccato pure il mouse! Ai! Dannazione! Via! Dannazione! Maledetto! No! È una specie di caccia una specie di torero, ragazzi! Crepa! Maledetto! Maledetto, quando mi è venuta questa assurda idea di partire con la pistola. Ah, dannazione. Dannazione, via di qui. Via. Dov'è? Oddio. Mi devo ricordare di portarmi qualche bella siringa. Ah, dannazione, c'è un grizzly da queste parti. Vediamo se la nostra bella pistolina riesce a colpirlo. Ce l'abbiamo fatta. Orso nero asiatico. Mamma mia, che paura. Eccolo qua, gli abbiamo scaricato 2 caricatori addosso. Maledetto, vediamo di scuoiarlo completamente. Allora, dobbiamo per forza eliminare qualcosa dal nostro zaino, ragazzi, perché siamo completamente pieni. Vediamo di eliminare qualche cosa che non ci interessa. Magari vediamo un po'. Che cos'è questa cosa qui? Vediamo il sacchiotto rovinato. Perfetto, non ci serve a nulla. Possiamo eliminarlo perfettamente. Vediamo di raccogliere la nostra pelliccia d'orso. Vediamo un po'. Scuoiamolo. Questo è duro da scuoiare, oddio. Ci siamo sporcati un pochettino. Pelle d'orso, questa ci può essere utile magari per costruire il nostro nuovo zainetto. Perfetto. Vedete un po' degli animali che si ritrovano qui in giro, ragazzi. Abbiamo ancora 500 metri o una... Attenzione, guardate questo bel cerbiatto davanti a noi. Qua c'è una specie di rovina, però non ho molti proiettili per entrarci, ragazzi. Non vorrei trovare qualche cosa di inaspettato, quindi procediamo in completa calma e sicurezza. Dannazione. Ok, e mi sono ritrovato un pochino in panne all'inizio perché non riuscivo a trovare il sentiero. Adesso a quanto pare questa deve essere la strada giusta, o almeno me lo auguro. Proviamo a salire di qui, perfetto. Scaliamo la nostra bella montagnona. Aia, dannazione. Maledizione, il nostro deltaplano non ci ha portato dove volevo. Pensavo che potesse fare più strada. Vediamo lassù in alto, vedete un po' a nord-ovest ci deve essere una bella torre radio. La possiamo vedere benissimo di qui, quindi possiamo essere sicuri che questa è la strada giusta. Perfetto, guardate un po' nella fauna locale il nostro caro Jason, proprio un John Rambo. Attenzione, vediamo cosa ritroviamo qui intorno. Proprio è una specie di campo per gli stambecchi. Magari ci andremo a caccia qualche giorno, ragazzi, per catturarne qualcuno. Vediamo innanzitutto se abbiamo qualche bella
bella siringa da preparare. Non mi ricordo mai la foglia che serve per... foglia verde, dannazione. Vediamo di ritrovarla qui intorno perché siamo fritti senza una bella siringa. Ok, procediamo, vediamo cosa c'è qui intorno. Ah, nuovamente il campo degli stambecchi. Ok, perfetto. Guardate che bella questa radura, 300 metri dal nostro obiettivo. Perfetto, vediamo se col coltello possiamo fare qualcosina, ma mi sa che sono troppo veloci per noi. Le tartarughe, guardate che fighe, mamma mia, davvero tantissime specie di animali disponibili all'interno di questo game, ok? Qua attendiamo l'autostop oppure procediamo? Meglio procedere ragazzi perché qui... Oddio. Dannazione, quasi... Oddio, ho sentito qualcosa che non mi piace. Ho solo 5 colpi nel caricatore e non voglio imbattermi in un altro combattimento. Già me ne è capitato uno troppo ma troppo difficile. Allora, vediamo un po'. Ah, è di nuovo mattina, perfetto. Peccato che non abbiamo un orologio per vedere che ore sono, magari regolarci con il tempo. Perfetto, entriamo direttamente nell'area di caccia. Nell'area missione, benissimo. È una sorta di tempietto, ragazzi, delle rovine. Abbiamo anche salvato, esplora l'isola o parla con Citra. Perfetto, perfetto. Incontriamo il nostro caro amico Dennis, il libro della giungla, ragazzi. Vediamo di trovarlo. Allora, vediamo un po', deve essere qui intorno, perfetto, dove c'è quel focolare. Procediamo. Che stanno combinando qui? Tempio di Sitra, intanto vediamo un po' che cos'è. Il Tempio di Sitra è sia un luogo di culto sia il quartier generale dei Rakyat, perfetto. Io non ci sono mai stato, ma i dati indicano che si tratta di una delle strutture più antiche di Rock Island. La leggenda racconta di come i Rakyat donino immenso potere ai loro guerrieri. Non so tu, ma è una di quelle poche dicerie dell'isola a cui credo ciecamente. E quindi andiamo dritto, ragazzi, vediamo un po' di essere anche noi benedetti da questa sorta di tempietto. Vediamo cosa c'è qui intorno. Dopo esserci imbattuti con un Grizzlies... Ah, ecco. Jason, stai fermo. È ben in vista. Non No, improvvisare, no. ok? Tranquillo. Dennis! Chi è quello al tuo fianco? Un giovane guerriero. È qui per essere presentato a Sitra. Procedi! Seguimi. Di qui, stammi vicino. Certo. Procediamo. Vediamo un po'. Ah, addirittura corre il nostro amico, eh? Allora, vediamo che bello questo tempietto, mamma mia. Sicuramente sarà già stato disinfestato. Se ci vivono qui questi ragazzoni possiamo stare anche un pochino tranquilli. Mi devo ricordare, ragazzi, di eliminare tutta questa robaccia che ho nello zaino, mannaggia, perché mi piacerebbe prendere qualche ricordino qui intorno. Ah, qua ci sono i nostri amiconi. Guardate qua tutti tatuati, i nostri amici. E ora? Ciao, amico mio. Amico. Ok. Guardate che figo questo albero, sembra un pochino quello di Avatar. Guardate che bello. Procediamo. Dennis, hai portato un estraneo. Ah, ne ho trovato uno che non fallirà. Indietro. Berhanti! Chi è Tomb Raider quello, ragazzi? Mostrami il braccio. Lui è Jason. È l'uomo di cui ti ho parlato. Ciao. Ti hanno insegnato in America a parlare senza permesso? No, l'ho imparato in Francia. Senapanka Bawa. Sei audace a scherzare in faccia alla morte. Belli. Te li riderò dopo averteli tagliati. Non ti piaceva scherzare? Pochi estranei vedono il tempio. Pochissimi la corte interna. Perché ti trovi qui? Mi serve la forza per sconfiggere Vass e salvare i miei amici. Tutto qui? Non muoverò il mio esercito per te. Tu sei un agnello, non uno di noi. Beh, allora diventerò un guerriero. Che carino. Vai via. Ha preso mio fratello! È stato Vass. E farò di tutto per riprendermelo. Varicanza erba. Portami ciò che è andato perduto e ne parliamo. Wow. Già, Sitra ha visto il tuo fuoco.
Che intendeva? Portarle ciò che è andato perduto. Bevi, amico, e avrai la tua risposta. È roba pericolosa. Parli perché hai paura. Lo desideri il potere di salvare i tuoi amici? Sì. Allora bevi. Passiamo tutta la vita a risparmiarci. Immagina tutto quello che potresti fare se solo ti prendessi quello che vuoi. Oh, cazzo! Oh, cazzo! No! No, 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 no! Oliver! Kit! Riley! Wow ragazzi, questa sorta di flashback, questi specie di sogni mi fanno un pochino paura ogni tanto. Cerca l'oggetto che Citra desidera, oddio, come quella volta nella grotta, però molto fighi. Che cazzo? Vediamo. Chi è quello lì che cammina davanti a noi? Wow, guardate che figo, crescono... Mamma mia. Procediamo. Wow. Ogni volta che ci danno questi allucinogeni il nostro amico non li regge molto bene. Cosa? Come? Wow. Che cosa cerca questa Citra? Spetri Gold. Wow. Guardate che figo. Però davvero un ottimo lavoro per quanto riguarda gli sviluppatori, eh? Oddio. Mi vai bene anche al sangue, come una bistecca. Che cazzo di preliminari malati. Sei quasi arrivato alla fine. Dai! Veniamola! Se vuoi lavorare per me, devi seguire le mie regole, ragazzo. Sembra la città di Atlantide, ragazzi. Guardate che figo, molto molto bello questa parte. Vediamo un po' cosa cerca questa Citra. Proviamo a scalare questo bel precipizio. Wow, guardate un po' qui. Guardate che fighi. Ecco qua, l'oggetto che Citra desidera. Che cos'è? Un pugnale. Oh, attenzione! Siamo ancora vivi? Vediamo se siamo riusciti a riprenderci. Ok. Probabilmente ci stiamo svegliando, ci stanno curando, qualcosa del genere. Ah, sempre il nostro caro amico. Ho visto il mio amico e il mio fratellino Riley. E poi ho seguito un uomo vestito di bianco. Ho visto una baraccopoli, un bar. Era tetro e squallido e... È un pugnale antico? Già, un pugnale antico con la lama decorata. Come lo sai? Parli nel sonno. C'è una baraccopoli. Si trova a est, in territorio pirata. Ok, allora è lì che sto andando. Oh, è davvero molto grande. Come fai a trovarci un pugnale? Facile. Inizio con l'uomo in bianco.
A quanto pare ragazzi questa sorta di visione che abbiamo ogni tanto tramite l'utilizzo di queste sostanze ci permettono di predire il futuro e soprattutto il luogo dove dobbiamo andare al fine di recuperare i nostri oggetti. Ciao, fratello. Ok, procediamo al di fuori. Comunque molto belle le animazioni che sono state create appunto in queste sorte di flashback. Procediamo. Allora, dobbiamo uscire dal tempio. Perfetto, guardate un po'. Wow, una specie di entrata segreta. Una città malfamata, ed ecco che ci dirigiamo direttamente all'interno di un nuovo capitolo della nostra storia, Indaka Bad Town. Vediamo un po' dove si ritrova questo luogo, vediamo un po', Bad Town si ritrova a circa 2 chilometri dalla nostra distanza ragazzi, probabilmente a est, ma questo lo affronteremo direttamente nel prossimo gameplay ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un commento oppure un voto. Ciao a tutti ragazzi!